Ieri avevamo organizzato una gara cicloturistica dove avevamo 250 partecipanti dalle varie regioni, anche fuori regione. Avevano parcheggiato alcuni nel piazzale dietro il Vigò, il pizzeria Vigò in via Roma Vigonza, e al ritorno della gara hanno trovato le macchine aperte. Doveva essere una domenica di festa per i 250 appassionati di ciclismo arrivati da tutto il Veneto e anche dal Ferrarese per partecipare al sesto medio fondo dei Colli Euganei Gravel dei Tre Canali organizzato dalla società ciclistica Vigonza Barbariga. Le 15 auto danneggiate appartengono tutte al gruppo di Castelmassa in Polesine, presente con 36 atleti, tutte aperte con una stessa tecnica. Hanno infilato qualcosa dentro tra la parte alta della portiera con il tettuccio e hanno tirato e hanno piegato i montanti delle portiere, così sono riusciti ad aprire, quindi sono più danni che tutto. Se rompevano un vetro facevano meno danni. In mattinata, nei pressi della partenza, 2 persone erano state viste aggirarsi con fare sospetto. Per questo la società lancia un appello. Loro, quando hanno trovato le auto, hanno subito avvisato le forze dell'ordine dei danni che hanno avuto. Io ho voluto un attimo mettere un appello, magari qualcuno ha visto qualcosa, è sempre d'aiuto, non si sa mai.